Ecco qua, buongiorno a tutti. Allora, ormai l'introduzione e la contestualizzazione del parco dove siamo con questi primi interventi è già stata espressa dai saluti del direttore, all'intervento interessante del presidente degli agronomi forestali della provincia di Rovigo, agli interventi che appunto mi hanno preceduto. Io volevo riportare un attimo l'introduzione appunto inserendo l'ente parco in una contestualizzazione di tipo regionale. Mi aiuto con due o tre slide, sarò naturalmente come introduzione prevede molto breve, ma ci tenevo a dire alcune cose rispetto appunto alla situazione regionale e delle aree protette. Allora, come anticipato Filippo, questo è il quarto incontro. Abbiamo fatto incontri su altri 3 parchi, 2 di questi erano parchi tipicamente montani. Il secondo è il parco Fiume Sile. I primi 2 parchi montani ci riferiamo al parco della Lessinia e al parco delle Dolomiti d'Ampezzo. Il terzo, un parco invece quello del Fiume Sile, che è un parco d'acqua. Quindi 2 parchi montani, un parco d'acqua di Fiume di Soggiva, collocato a ridosso della città di Treviso, ma che si sviluppa appunto dalle sorgenti fino poi alla provincia di Venezia. Questo è un parco che si colloca nella parte sud della regione, un parco tipicamente dove il rapporto agricoltura e acqua è ben consolidato. C'è una parte lagunare, una parte costiera, una parte più interna invece dove l'agricoltura è più sviluppata. Già questo vi fa capire come Regione del Veneto abbia situazioni completamente diverse e dove ciascun parco rappresenta delle peculiarità molto specifiche, legate a diversi aspetti, diversi fattori. Abbiamo fattori geomorfologici, fattori legati alle genti, alla cultura, che poi si trasforma in cultura materiale, anche a fattori che sono di fondamentale importanza come l'agricoltura. L'agricoltura disegna paesaggi e insieme all'aspetto naturalistico, naturaliforme che i territori evidenziano e sviluppano, caratterizzano appunto ciascun parco regionale. Il sistema dei parchi regionali è un sistema che prevede, è un sistema che appunto prevede e si inserisce all'interno di una struttura che regionalmente è definita come rete ecologica regionale. Parchi regionali, questo sistema appunto prevede regionali, zone umide internazionali, che sono 4 in Regione del Veneto, aree Natura 2000, che sono quelle aree appunto che sono state istituite a seguito di 2 importanti direttive comunitarie, direttiva Habitat e direttiva Uccelli, che sono quelle che rappresentano la superficie più ampia, diciamo naturaliforme e tutelata. Sono 408.000 ettari a livello regionale. Poi ci sono i parchi di interesse locale, che invece sono dei parchi istituiti localmente da amministrazioni locali o consorzi di comuni e che nascono appunto dalla volontà delle singole amministrazioni di istituire all'interno del proprio territorio delle aree protette, sono previste dalla legge regionale, ma ripeto, sono di iniziativa delle amministrazioni locali. Abbiamo poi di recente istituzione le aree MAB UNESCO. In Regione del Veneto ci sono 3 importanti aree. Abbiamo quella del Delta del Po, che è stata la prima, quella del Po Grande, e l'ultima che è stata istituzionalizzata, che è quella del Monte Grappa. È un percorso che sta interessando altre aree all'interno di Regione del Veneto. Una di queste, tanto per citare un'altra situazione che riguarda un parco, è quella del parco dei Colli Euganei, che sarà tra l'altro l'ultimo parco in cui andremo a fare questa giornata, che ha iniziato un percorso, ha sottoscritto da poco una candidatura appunto a diventare anch'esso un'area MAB nel circuito delle zone MAB UNESCO. Questo sistema chiaramente non è che
dobbiamo fare la somma algebrica di ciascuna di quelle superfici che vedete accanto, perché molte delle aree Natura 2000 praticamente vanno a sovrapporsi alle aree protette. I 57.000 ettari circa di parchi regionali vanno a essere inclusi in quasi totalità, se non nella totalità, all'interno chiaramente delle aree Natura 2000, che erano nate appunto nel momento in cui era stata fatta una ricognizione di quali erano le aree maggiormente naturalistiche all'interno della regione e pertanto erano state già prese al proprio interno quelle dei parchi regionali che sono stati istituiti con legge regionale ognuno di essi, o le riserve dello Stato o le riserve regionali. Perché è fondamentale questa rete di aree protette? È fondamentale anche perché ci viene richiesta da quella che è la strategia europea per la biodiversità. La strategia europea 2030 si pone, andiamo avanti, si pone tra i propri obiettivi fondamentali da raggiungere entro appunto il 2030 di avere a livello europeo un 30% di aree che hanno appunto aree naturali protette e all'interno di queste aree naturali protette il 10% deve essere territorio che ha una protezione molto rigorosa. Come Regione del Veneto non siamo lontani da raggiungere questo obiettivo, ve lo dico francamente, perché già abbiamo fatto al nostro interno delle verifiche, però è un obiettivo importante, è un obiettivo che l'Unione Europea chiede a livello di strategia nazionale che è in fase di costruzione, questo concetto vedrà ribadito, e il fatto che ci siano queste aree protette non sono territori, diciamo così, che esprimono solamente una naturalità, ma deve essere garantita, oltre che l'aspetto naturalistico, anche una gestione di quel territorio e una normativa precisa che tuteli queste emergenze, insomma. E pertanto i parchi sono tra quelle aree che assumono una fondamentale importanza per il raggiungimento di questi obiettivi. Andiamo pure avanti. Quali sono gli enti gestori di queste aree? Allora, per i parchi nazionali naturalmente c'è l'ente Parco Nazionale, il parco è quello delle Dolomiti Bellunesi. I parchi regionali invece sono gestiti ognuno da un ente la cui governance è stata determinata da una legge recente, perché quella diciamo, che governava il sistema dei parchi, una legge dell'84, la 40, che è stata appunto novellata per alcuni aspetti relativi appunto alla governance dalla legge regionale 23/2018. Ognuno dei parchi regionali adesso ha una governance stabile. L'ultimo parco che è in fase diciamo, di assestamento dal punto di vista della governance è il Parco della Lessinia, che finora è stato gestito dalla Comunità Montana della Lessinia, adesso ha un ente proprio, perché c'è in fase di liquidazione, ultima Comunità Montana del Veneto, le altre sono tutte unioni montane per chi non lo sapesse. La liquidazione della Comunità Montana della Lessinia porterà all'univoca gestione del parco da parte appunto del costituito ente. Poi ci sono le riserve dello Stato che sono gestite dai carabinieri forestali, alcune di queste ricadono all'interno del Parco Nazionale, altre invece sono localizzate in altri territori regionali. Le riserve regionali e le foreste demaniali sono gestite da Veneto Agricoltura, abbiamo qui vicino Bosco Nordio. Per quanto riguarda i parchi di interesse locale, ve lo accennavo prima, sono gestiti dagli enti locali che li vanno a istituire, ovvero sia comuni fondamentalmente o unioni di comuni, consorzi di comuni. Per quanto riguarda invece le zone speciali di conservazione della rete Natura 2000, l'ente gestore generale è la Regione del Veneto. In alcune situazioni invece sono stati individuati attraverso delle specifiche delibere regionali degli enti gestori altri. Nel caso del Parco Delta del Po, Parco Delta del Po è ente gestore di tutte le aree Natura 2000 che ricadono all'interno dei comuni che fanno parte del parco stesso. Poi abbiamo situazioni in cui il Comune di Venezia gestisce anch'esso delle aree Natura 2000, il Comune di Verona, altre realtà che si stanno proponendo perché si rendono conto che gestire all'interno proprio del territorio di queste aree ha, oltre che la gestione di un vincolo, ha la gestione di un'opportunità, come diceva prima anche il Presidente dell'Ordine degli Adrani. E pertanto si stanno proponendo, appunto nella gestione di queste aree, una gestione attiva,
utilizzando anche, cercando di coinvolgere all'interno di questa gestione delle associazioni o anche degli enti di ricerca, in modo tale da garantire un apporto scientifico che gli consente di gestire nel migliore dei modi l'area. È il caso, ad esempio, del Comune di Chioggia, che è divenuto ente gestore delle Tegnue e ha fatto un accordo con degli istituti di ricerca e con l'università, appunto per avere la capacità anche scientifica di andare a gestire questa importante area. Poi abbiamo da ultimi che avete visto i siti Lab UNESCO, e qui sono gestiti da soggetti vari, autorità di bacino, enti parco o altre situazioni come intese programmatiche d'area nel caso del GRAP. Andiamo avanti. Quali azioni nella gestione? Allora, prima un vecchio concetto si portava a pensare che il parco va a gestire vincoli e autorizzazioni. Sì, è anche questo, ma non è solo questo. Anzi, l'attività che fa il parco è un'attività molto più ampia, che va dall'educazione ambientale a interventi attivi sul territorio, a una valorizzazione del territorio stesso. Ogni parco, rispetto a dove si va a collocare, abbiamo visto appunto delle situazioni ecologiche assolutamente diverse e peculiari per ciascuno. Ogni parco ha una gestione di alcuni aspetti che può essere completamente diversa. Faccio sempre l'esempio della gestione del flusso turistico. Nel caso delle Dolomiti d'Ampezzo, il problema è che hanno troppi turisti e quindi devono gestire un overtourism, e in alcuni momenti, soprattutto d'estate, si trovano ad avere alcuni accessi, alcuni sentieri che sono sovraffollati, quindi problemi di parcheggi, problemi proprio anche di conflittualità nella funzione del territorio. Si fa l'esempio del turista che si va con la e-bike rispetto al turista che va a fare l'escursione, frequentando poi gli stessi percorsi. Quindi c'è tutta una problematica anche di trovare percorsi in modo tale che ogni turista possa avere soddisfazione nella visitazione, ma anche non sia in conflitto con una fruizione diversa. E ripeto, in quel caso lì, dove abbiamo anche dei luoghi ad elevatissima naturalità, dove il turismo proprio non dovrebbe entrare, c'è proprio la necessità di andare a veicolare questi flussi in modo tale che ci sia, ripeto, una frequentazione possibile per tutti, ma nello stesso tempo ci sia una tutela della parte naturalistica. Ci sono parchi come il Delta del Po, dove è tutto ancora da scoprire, è stato fatto molto, direi moltissimo. Sono stati utilizzati anche di recente, come diceva il direttore, opportunità che derivano del PNC, PNR, ma altri investimenti che sono stati fatti negli anni attraverso progetti comunitari o altre fonti di finanziamento, che stanno cercando invece di valorizzare e portare un flusso turistico importante all'interno di questi territori. Lo spazio c'è, le opportunità ci sono, e pertanto qui la gestione diventa diversa, diventa una necessità di spingere ancora sulla valorizzazione, cercando però chiaramente di portare un turismo che sia di assoluta sostenibilità rispetto agli altissimi valori naturalistici che ci sono anche in questo territorio. Qui solamente una mappa del parco, direi di andare sulla slide successiva che è magari più importante. Come vedete, e si diceva prima, il parco è detto un po' un parco d'acqua, fondamentalmente di laguna, dove però l'agricoltura e il territorio agricolo è di fondamentale importanza. Questa qui è una carta dell'uso del suolo, in spiaggia non si vede benissimo, del 2020, dove vediamo, soprattutto sopra nella parte delle percentuali, mi interessava, scendi pure con... Voglio vedere la parte alta. Ecco lì, vedete che praticamente i corpi idrici e le zone umide rappresentano 4.200, circa il 64% del territorio del parco. Volutamente sono state incluse quelle aree di elevata notorietà per non dare tantissima pressione vincolistica al resto del territorio. Le superfici agricole utilizzate però rappresentano circa il 20%, non è poco. Non è poco perché se pensiamo a parchi tipo quelli delle Dolomiti d'Ampezzo, abbiamo visto che l'agricoltura praticamente, pur essendo fondamentale insieme alla selvicoltura
alla gestione centenaria che è stata fatta dalle regole, però è un'agricoltura che è limitata a alcune, cioè aree prative, pascoli, prati e silvicoltura, boschi, però non c'è un'attività agricola di un certo tipo e con una presenza importante, dove c'è invece nel parco del fiume Sile. Però anche il parco Delta, rispetto al fatto che sia un parco d'acqua, il 20% della superficie agricola, ripeto, è molto. Interessante quella parte indefinito. In attesa aggiornamento sono 172 ettari. Perché indefinito? Perché ormai ho imparato a conoscere anch'io che il parco del Delta è un parco giovane, un territorio giovane, che ogni anno muta, per cui soprattutto l'area, quella dove l'acqua va a sfociare sul mare, crea territori nuovi che neanche la carta dell'uso del suolo riesce poi a delimitare con linee ben precise e che portano a questa indeterminazione per quanto riguarda i 172 ettari. Quindi abbiamo visto sui 13.200 ettari circa, 20% territorio agricolo, 65% superficie del parco e corpi idrici e zone umide. Io non vorrei dilungarmi oltre, solamente per ribadire il concetto che le aree al parco del Veneto, come mai più in questi ultimi anni, sono delle aree che racchiudono sì una parte di vincolo, che è espresso dal piano ambientale delle sue norme. Adesso il direttore poi farà magari un intervento più puntuale, ma è un territorio nel quale si vanno a sviluppare interventi di valorizzazione, di promozione, di educazione, e in questo senso il Parco del Delta, tra i 5 parchi regionali, è quello che ha in azione, ha in attività il maggior numero di progetti che vanno in questo senso. E ne cito uno per tutti: il laboratorio di Goletta Verde ne è un esempio, ma su questo si stanno innestando una serie di progettualità che veramente portano il parco ad vedere una forte promozione territoriale, e in questa forte promozione territoriale però il mondo dell'agricoltura e le imprese agricole devono giocare un ruolo fondamentale, non solo come ricaduta passiva, ma proprio un ruolo attivo che mi sembra che ci sia, grazie appunto al lavoro che fanno gli uffici del parco, ma anche che fanno gli amministratori di questo ente. Grazie.